Mio nonno era un bastardo. Tutti in famiglia lo trovavano divertente, un uomo da ammirare. Solo io sapevo la verità. Era un gran bastardo, una vecchia pustola piena di sadismo. Mi ha odiato fin da quando ero piccolo. So cosa immagini, dottore. Credi che ora ti parlerò di abusi in qualche capanno degli attrezzi che puzza di benzina? Di ruvide mani che frugavano laddove non avrebbero dovuto. Ma no, non è questo che sentirai da me. Nonno era un bastardo, non un pervertito. I suoi modi per farmi del male erano più psicologici che fisici. Anzi, non credo che mi abbia mai neppure sgridato. Per farmi male usava la paura. Usava il quadro, l'uomo senza testa. Ora mi sa che dovrò spiegarti tutto dall'inizio, dottore. La mia famiglia è sempre stata povera, perché mio padre preferiva stare seduto sul divano a bere birra e a maledire il mondo piuttosto che trovare un lavoro. Per questo, un giorno il nostro padrone di casa decise di mandarci via, perché da mesi non vedeva arrivare il nostro affitto. E l'unica soluzione fu quella di trasferirci tutti a casa del nonno. All'epoca avevo 9 anni e lasciare l'appartamento dove ero cresciuto fu davvero un trauma. Era un buco squallido al 10° piano di un triste casermone. Tutto cemento e ferro arrugginito. Ma per me era il mondo. Piansi per giorni quando appresi che saremmo dovuti andare via. Capisci? Il cambiamento mi terrorizzava. A dire il vero, erano molte le cose che mi facevano paura, da bambino. Il nonno lo intuì per primo e si divertiva alle mie spalle, facendo leva su ciò che mi spaventava. Nessuno mi aiutò mai, perché non pensavano che io stessi male sul serio e vedevano l'agire di mio nonno come il comportamento di un adorabile burlone. Chi potrebbe aspettarsi altro da un tipo come lui? Così accademico, sempre vestito bene, con la sua pipa in bocca, la barbetta soffice e curata e il cappello di tela scozzese, basso e tracagnotto. Pareva Bilbo Baggins. Tutti provavano per lui una simpatia contagiosa e istintiva. Solo io riuscivo a cogliere quella scintilla di crudeltà che gli si accendeva nello sguardo quando macchinava qualcosa ai miei danni. Ben prima del nostro trasferimento forzato, il nonno mi aveva dato il tormento, fiutando la mia indole timida e impressionabile. Mi aveva già traumatizzato con innumerevoli scherzi. Per esempio, quando avevo 6 anni, andammo a trascorrere una domenica a casa sua e lui mi chiamò dal seminterrato, chiedendomi di portargli una torcia. Mentre scendevo le scale, una mano pelosa sgusciò fra 2 scalini, afferrandomi la caviglia, mentre un muso ispido emergeva di lato fra le sbarre del corrimano. Ringhiante. Era il nonno, con indosso una maschera da licantropo e 2 guanti foderati di pelo. Ma questo lo seppi solo in seguito e non fu comunque una medicina contro la paura e l'umiliazione che fui costretto a subire. Lo spavento era stato tale che mi ero pisciato addosso, lasciando una scia dorina per la casa mentre fuggivo urlando. E mio fratello maggiore mi prese in giro per giorni. Peggio di quegli sberleffi, però, fu che i miei sogni si popolarono di orribili incubi nei quali il nonno si tramutava in un lupo mannaro inseguendomi nel seminterrato, mentre io cercavo di scappare con gambe pesanti e scordinate. E questo è stato solo uno dei moltissimi terribili scherzi che dovetti patire. I miei genitori non vedevano in questo nulla di riprovevole, perché il nonno sapeva manipolare le persone, sapeva come minimizzare anche la cattiveria più spietata. Ogni volta che mi lamentavo di questo con mio padre, lui si limitava a dirmi che se fossi diventato più coraggioso il nonno avrebbe smesso di farmi paura. Il problema è che io non ero coraggioso. Il coraggio era un elemento che non esisteva nella mia persona. Dottore, la paura per me era un fattore naturale, un carattere ereditario, un difetto genetico. Il nonno se n'era avveduto e sfruttava la cosa per suo svago personale, per sfogare quella cattiveria intrinseca che altrimenti non avrebbe potuto avere soddisfazione. Peggio dei suoi scherzi c'erano solo le sue storie. Mio fratello le amava e non credo esistesse qualcuno più bravo del nonno a raccontarle. Le faceva sembrare vive, mentre le ascoltavi sembrava che ti circondassero, che i loro protagonisti si generassero dalla voce del nonno e facessero capolino dagli angoli più bui. L'effetto che quelle storie producevano in me era orribile.
una sensazione di inquietudine che mi perseguitava anche molto dopo la loro conclusione, che tornava a visitarmi di notte, che animava il buio di figure sfuggenti e rendeva ogni rumore notturno motivo di spavento. Il nonno affinò questa sottile forma di tortura fino a mandarmi in una vera paranoia nel terribile periodo che dovemmo trascorrere in casa sua. Ovviamente cercavo di sottrarmi a quel tormento, evitando il nonno il più possibile, ma quello era molto furbo. Prese l'abitudine di intavolare quelle macabre vicende a cena, quando eravamo tutti riuniti a tavola, in modo tale che non potessi allontanarmi. Ma di tutte le storie che si divertì a raccontarci con il solo scopo di farmi accapponare la pelle, nessuna mi traumatizzò quanto quella che elaborò su quello strano quadro che teneva appeso nel corridoio del secondo piano, non distante dalla porta della stanza che io e mio fratello condividevamo. Di per sé, il dipinto sarebbe bastato a turbarmi il sonno. Ancora oggi non capisco come qualcuno possa realizzare una cosa del genere e definirsi artista. Si trattava di un quadro a olio di medie dimensioni, le cui tinte cupe e ombrose erano racchiuse da una sottile cornice nera. Il soggetto era seduto su una sedia d'angolo, accanto a una finestra occultata da tendaggi pesanti. Era un uomo ben vestito con abiti antiquati, forse degli anni '20, con le mani poggiate sui braccioli. E non aveva la testa. Lo so, a descriverlo così non pare granché, dottore, ma era tutto l'insieme a essere inquietante. I colori scuri, le pennellate nervose, la lieve tensione che esalava da quel corpo decapitato, tutto questo mi suscitava emozioni che ancora oggi non so descrivere. Forse, anche se può suonare assurdo, fu la mancanza di sangue a disturbarmi di più. Voglio dire, quell'uomo era stato decapitato, no? Quindi perché il suo abito non era imbrattato di sangue? Perché non c'erano gli schizzi sulle pareti e sulle tende? Sembrano domande stupide, lo ammetto. Era solo un quadro, ne esistono anche di più strambi, ma io non trovavo pace a causa sua. Inutile aggiungere che il nonno non impiegò molto a comprendere quanto quel dipinto mi turbasse. E una sera, mentre consumavamo una cena a base di pollo e purè, iniziò a raccontarci la storia che distrusse la mia vita. Disse che il ritratto che aveva appeso in corridoio l'aveva acquistato per $25 in un mercatino all'inizio dell'anno. Siccome era un dipinto curioso, chiese informazioni al riguardo e venne a sapere che era stato realizzato nel 1922, in Colorado, precisamente a Fruita. Non si trattava di un'opera di fantasia, bensì dell'unico ritratto esistente di Morgan Olsen, l'uomo nato senza testa. Sembra quasi una barzelletta, dico bene? Eppure, detta da mio nonno, appariva tutto fuorché divertente. C'era una tale convinzione nel suo tono di voce, una tale sicurezza. Sapevo che si stava inventando tutto al momento, ma non potevo fare a meno di crederci e di sentirmi raggelare. Un uomo nato senza testa che vive come una persona qualunque. Poteva esserci qualcosa di più sordido, sbagliato e grottesco. Stando al racconto del nonno, Morgan Olsen ebbe un'esistenza abbastanza ordinaria per uno della sua orribile condizione, fin quando questa non influì sempre più negativamente su di lui. La gente lo temeva, lo rifiutava, obbligandolo a una vita da recluso. Lui stesso, per ovvie ragioni, non aveva la capacità di esprimere i propri sentimenti, anche se questo non gli impediva di soffrire per la privazione di contatto con il prossimo, cosa che esacerbò in lui un sempre più forte sentimento di odio, pur non avendo una testa, e quindi una mente. È strano. Olsen diventò pazzo. La città venne funestata da vari orribili delitti nei quali le vittime erano state decapitate a colpi di scure. Non impiegarono molto a capire chi fosse il responsabile e il sospetto si fece certezza quando, un giorno, Morgan Olsen fu visto passeggiare per la via principale sfoggiando sulle spalle la testa putrefatta di uno di quelli che aveva ammazzato. Avanzava con fare sicuro, quasi orgoglioso, come se finalmente si sentisse uguale a tutti gli altri. La polizia, chiamata di fretta dai cittadini terrorizzati da quella scena atroce, lo intercettò a un incrocio e lo crivellò di colpi. Venne sepolto in un luogo segreto, senza riti funebri e senza lapidi, in modo che tutti potessero scordarsi della sua mostruosa esistenza contro natura. Ma logicamente questo non fece che impedire all'anima di Olsen di passare oltre, disse il nonno. Da anni, infatti,
Infatti, lo spettro dell'uomo senza testa vaga di notte armato di ascia, in cerca di una testa da mettersi sul collo, con la quale potersi finalmente sentire completo. Con questa macabra favola che mi inquinava la mente, andai a letto duellando con il terrore che essa mi distillava dentro, togliendomi il sonno per giorni. La storia di Morgan Olsen mi perseguitò, mi invase, mi germinò nel cervello. La sentivo letteralmente mettere radici dentro di me, complice la costante presenza del quadro che, a dire del nonno, lo raffigurava. Ogni volta che dovevo passarci davanti mi schiacciavo contro la parete opposta, fissandolo con il sospetto che la persona dipinta potesse alzarsi dalla sedia. E gli incubi, dottore, gli incubi, non puoi immaginare che razza di incubi feci dopo quella storia. Venivo inseguito da uomini privi del capo che brandivano un'ascia. Non avevano la bocca, ma potevano gemere. Gli sgorgavano orrende voci da colletti vuoti. Peggiorò con l'andare dei giorni. Smisi di sognare persone decapitate, ma fu molto peggio perché, vedi, sognavo di essere io quello senza testa. Scendevo per la colazione e la mia famiglia mi guardava terrorizzata e poi mi specchiavo e non avevo la testa, nessun collo che emergesse dal colletto del pigiama, niente. La presenza di Morgan Olsen era un costante. Di notte ogni rumore mi paralizzava sotto le coperte, nel buio e nel silenzio di quella casa. Mi sembrava di udire passi furtivi che si avvicinavano nel corridoio. Pensai che fosse solo il nonno che metteva in atto uno dei suoi malefici scherzi. Doveva essere così, eppure la paura faceva fiorire in me convinzioni spaventose, rendeva reale ciò che non lo era. Entro un mese mi convinsi che Olsen, o meglio, il suo fantasma, fosse davvero in quella casa. Vivere era diventato impossibile. Ero immerso in un costante elettrico senso di nervosismo. Non puoi immaginare, dottore, non puoi lontanamente capire cosa voglia dire vivere una simile situazione. Posso paragonarla solo a ciò che prova una mosca presa nella ragnatela, che si dimena, invischiandosi di più, sempre di più, consapevole che il ragno è lì, che si avvicina, anche se ancora non lo vede. Capisci perché l'ho fatto? Ora non vedevo altra soluzione. Volevo una testa e gliel'ho data. Non ricordo neanche di aver preso l'ascia dal capanno degli attrezzi, di averla portata in camera mia di nascosto. Non ricordo di averlo fatto. Nulla, un vuoto totale. Solo al mattino, quando svegliandomi notai il sangue. Capì. La testa l'avevo lasciata sotto al quadro di Morgan Olsen. Ah, per la cronaca, quest'uomo non esiste. No, non è mai esistito. Si inventò tutto il nonno, quel bastardo maligno. Il quadro l'aveva disegnato una sua vicina, una che si divertiva a fare simili croste surreali. Eppure, dottore, anche dopo tutti questi anni, una parte di me è sempre convinta che il mio gesto, per quanto orribile, mi abbia salvato. Gli avevo dato una testa. Quella di mio fratello. L'avevo appagato. E Olsen se ne andò. Non ebbi più paura dopo quel momento. Neanche quando mi chiusero qui in manicomio. Neanche quando gli altri pazzi parlano da soli o fanno scenate. Io non ho paura. Sono gli altri che hanno paura di me. Adesso. Sai che ti dico? Dottore, ora capisco perché il nonno voleva spaventarmi. Capisco ciò che stava alla base delle sue motivazioni. È bello quando fai paura. Puoi farmi togliere la camicia di forza? Ora?